Buonasera a tutti, benvenuti nella pagina Facebook dell'Accademia della Lingua Siciliana e nel canale YouTube della stessa per questa diretta del convegno La lingua del Sud tra Federico II e Dante Alighieri. Salutiamo tutti quelli che si sono sintonizzati e salutiamo anche quelli che ci stanno seguendo in registrata. Questo convegno è organizzato dalla Carisma Cineproduzioni e l'Accademia della Lingua Siciliana collabora, ha deciso di accettare l'invito a collaborare. In realtà, ecco, è un progetto, ma poi ce ne parlerà meglio la direttrice, dallo stesso nome, La lingua del Sud, appunto tra Federico II e Dante Alighieri. Questo convegno fa parte di una serie di iniziative che sono state promosse dalla Carisma Cineproduzioni. Io direi di entrare subito nel vivo del convegno online e darei la parola proprio alla direttrice, la professoressa Lara Carrozzo, che fa parte della Carisma e si è occupata appunto di questo progetto, e quindi io do la parola alla professoressa Lara Carrozzo. Il microfono, abilitiamo il microfono. Perfetto, buon pomeriggio grazie. a tutti voi, scusatemi, sì. Innanzitutto un ringraziamento speciale all'Accademia della Lingua Siciliana per questa proficua collaborazione. In particolare ringrazio il Presidente, il Dottor Fonsogenchi, tutti i partecipanti, i relatori che hanno deciso di dare contenuti a questo convegno. Ringrazio il professor Alfonso Campisi, il professor Giuseppe Cerbino, il professor Pascal Pezzuto, il professor Egidio Zagheo. Contenuti di un convegno e di un progetto che si intitolano La lingua del Sud tra Federico II e Dante Alighieri. Dunque, per che cosa intendiamo per Sud? Noi ci riferiamo al Sud delle origini, a quel Sud che fece nascere, che diede gli albori alla lingua italiana, su cui oggi ci confrontiamo, ci interroghiamo, così come avete potuto vedere dalla locandina. Ci sono questi due importanti signori del passato che si guardano, Federico II, l'imperatore, e Dante Alighieri. Dove è nata la lingua italiana? Nel sud, nell'area siculo-calabro-salentina o in Toscana? Questi i dubbi che cercheremo di dirimere oggi in questo convegno, che fa parte, come abbiamo detto all'inizio, di un progetto nato all'interno e grazie alla organizzazione, alla creatività della nostra società di produzione cinematografica, la Carisma Cineproduzione, ed è promosso dalla Regione Puglia in convenzione con l'Archivio Centrale dello Stato. Questo progetto, che si basa su una ricerca storico-letteraria e linguistica, dura da un po' di tempo e abbiamo speso tantissime energie anche sul piano scientifico. Infatti ci saranno poi anche dopo, produrremo gli atti pubblici del convegno. Il progetto è iniziato il 1° giugno, abbiamo fatto una diretta streaming a Squinzano, in un paese piccolino, sì, della Puglia, ma che vanta delle origini culturali molto rilevanti. Abbiamo avuto degli ospiti, abbiamo organizzato una sorta di talk show, intervista culturale all'interno del Palazzo De Castro, che è una dimora storica per valorizzare appunto anche i beni culturali, oltre che la lingua, perché come sapete sono due cose che indubbiamente sono connesse tra di loro, sono imprescindibili ormai. Ma appunto Squinzano perché? Perché Squinzano è un paese di origine romana,
190 a.C. e possiede un bene immateriale prezioso, mai prima d'oggi preso nella dovuta considerazione, cioè il suo dialetto, da cui parte tutto. E quindi i più illustri esperti della materia considerano il volgare tuttora parlato a Squinzano e paesi limitrofi, area linguistica Nord Salento, al secondo posto per la vicinanza alla lingua latina, dopo il volgare toscano che generò l'idioma nazionale. Tale circostanza fa ovviamente subito pensare a quante connessioni fonetiche ci possano essere tra il dialetto squinzanese e la lingua madre italiana. Ovviamente, se si prende poi atto che il dialetto squinzanese appartiene al volgare siciliano, come confermato dai maggiori linguisti internazionali, si deduce facilmente che esso contribuì nel 1230 alla nascita in volgare siciliano della lingua e letteratura italiana presso la corte dell'imperatore Federico II, prima che Dante Alighieri fosse concepito. E da qui vi ho dato un po' i semi e vi ho raccontato un po' qual è stata la nostra partenza, da dove siamo partiti, perché poi sono le piccole realtà che fanno le grandi realtà. Si parte dalle province per arrivare a dei convegni di carattere internazionale, come quelli di oggi. La questione della lingua può essere un qualcosa che apporterà delle riforme, anche magari in alcune leggi, che magari andrebbero un po' sistemate, aggiustate, come l'articolo 6 della Costituzione italiana. Ecco, poi questo progetto è andato avanti per tutto ottobre, perché abbiamo voluto proprio dedicarci in maniera più sostanziale allo studio di questa lingua. Abbiamo invitato delle classi di alunni, ma di qualunque età, a studiare insieme a me la dizione, la pronuncia, al professor Pascal Pezzuto, la lingua italiana parlata standard, e insieme al professor Abbondio Andrea, che ci ha offerto delle lezioni di public speaking. Quindi abbiamo fatto un seminario che, devo dire, tra l'altro ha riscosso un notevole successo. E adesso, appena terminato questo seminario, ci siamo finalmente oggi a discutere, a lavorare sulla lingua del Sud, che vi ho spiegato non è il Sud di oggi, ma il Sud di una volta, il Sud delle origini, il Sud che riguarda la nostra storia, un Sud fatto di orizzonti più che di differenze, più di ampi spazi che di confini, e dal superamento dei confini della lingua, dello straripamento della cultura e della bellezza dei nostri patrimoni culturali e linguistici, vi auguro un buon lavoro a tutti voi. E non so chi viene dopo, ma ripasso la parola a te, caro Presidente Fonso Genchi. Grazie. Grazie professoressa Carrozzo, sì, ho attivato il microfono un po' in ritardo e come avete potuto capire questo convegno è un convegno che abbraccia anche delle realtà che sono al di fuori della Sicilia, perché magari chi frequenta la pagina, il canale YouTube dell'Accademia della Lingua Siciliana è abituato a legare la lingua siciliana soltanto alla Sicilia, ma non è così, perché alcuni, chiamiamoli dialetti della lingua siciliana o del meridionale estremo, sono parlati anche al di fuori della Sicilia, ma avremo modo durante il convegno, durante le relazioni, di approfondire anche questo aspetto. Bene, io direi adesso che è il momento di dare la parola al regista nonché anche direttore artistico della Carisma, il dottor Pascal Pezzuto. Buonasera Pascal, prego. Ciao carissimi, buonasera a tutti, un abbraccio
dalla Sicilia del Nord. Noi amiamo chiamare il Salento Sicilia del Nord. Sbagliamo? No. Sì. Allora, io vorrei sottolineare che la riuscita di questa operazione, più che di tipo culturale, è di tipo sociale e politico, perché mai prima d'ora il Salento si era collegato operativamente con la Sicilia, in particolare con Palermo. Io ritengo che questo sia un punto di partenza importantissimo. Dobbiamo creare adesso un ponte e noi vorremmo che tutto quello che noi abbiamo seminato e investito venisse anche accolto dalla città di Palermo per andare avanti insieme. Che cosa, per esempio? L'istituzione del premio Scola Federiciana, con cui noi siamo riusciti a collegarci anche con Strasburgo, quando un filo rosso che partiva dalla Sicilia evitava il Salento e risaliva verso la Germania. Io andai a Strasburgo e chiarii che il professor Paul Arthur nel castello di Carlo V di Lecce sosteneva che quello fosse il castello di Federico II. Ha scavato e ha trovato una dimora federiciana, per cui Lecce, capitale del Salento, a tutti gli effetti oggi ha questo titolo importante, perché la Puglia prima era divisa tra Salento e Puglia Federiciana, quella del nord. Da allora non è più così, perché abbiamo riscoperto Federico nel Salento, ma abbiamo riscoperto la sua lingua, che ci avvicina ai siciliani, per cui io vorrei pregare oggi di darci forza. In che modo? Sostenendo, come hai fatto prima tu, Fonso, che il nostro dialetto è un dialetto siciliano ed essendo tale partecipò, no, a quella ampia sfera di poeti che crearono il sonetto, crearono il dolce stil nuovo, crearono la prima poesia e letteratura italiana. Qualcuno ha obiettato: va bene, il vostro dialetto è simile a quello siciliano o comunque appartiene al siciliano, ma voi quali poeti avete espresso? Ma io gli ho risposto: fino a poco tempo fa Giacomino Pugliese, se non altro per il suo cognome, ha diritto di appartenenza a quest'area. Ma poi ne abbiamo anche un altro importantissimo che si chiama Guglielmotto d'Otranto, il cui sonetto unico che ci è rimasto a disposizione fu assimilato addirittura allo stile di Dante Alighieri. Quindi riteniamo che la nostra appartenenza alla Sicilia non sia solo linguistica ma anche letteraria. Io adesso vorrei lasciare, perché il mio è previsto solo come un saluto, perché sono parte coinvolta e interessata in questo convegno e lo abbiamo voluto organizzare per avere conforto da voi siciliani che quello che diciamo è giusto. E poi mi occuperò della pubblicazione di tutti gli atti di questo convegno. Io lavorerò da domani, per cui vi prego poi di farci pervenire tutte le relazioni, perché le impagineremo e le porteremo nelle scuole e nelle università. Quindi vorrei concludere questo mio intervento lasciando poi il mio posto al professore Egidio Zacheo, con cui nacque il premio Scola Federiciana e che si dice contentissimo, ma me lo riferirà lui stesso, di questo ponte tra Lecce e Palermo. Quindi io seguirò, mi occuperò poi del momento finale, ma comincerò a lavorare insieme con il dottor Fonso Genchi per creare questo primo incontro tra salentini e siciliani a Palermo, magari nel Palazzo Imperiale, coinvolgendo anche le relative regioni e province. Quindi mi occuperò di una fase che va al di là della cultura e che diventa politica, ma che servirà tanto alle prossime generazioni e ad una rivalutazione storica del nostro Sud. Quindi vi saluto e vi abbraccio tutti e lascio la mia sedia al professor Egidio Zacheo. Arrivederci.
Bene, grazie a Pascal Pezzuto e adesso diamo la parola al professor Zaccheo dell'Università del Salento, che interverrà con una sua relazione di estrema importanza, una relazione che è intitolata dal titolo La politica di Federico II e le origini siculo-calabre salentine della lingua italiana. Quindi diamo la parola subito al professor Zaccheo. Buonasera, grazie per questa opportunità e desidero esprimere il mio compiacimento per questo rapporto che si è riusciti a stabilire tra la nobilissima Palermo e la bella città di Lecce, tra la Sicilia e la Puglia, perché effettivamente tra le due regioni esiste un legame molto stretto, rappresentato dal periodo storico legato a Federico II. Io cercherò brevemente di illustrare una tesi che purtroppo gli storici non mettono bene in evidenza, ed è questa: esiste un rapporto stretto tra precocità della nostra lingua, della lingua siciliana in questo, e precocità del disegno politico di Federico II. Quindi un rapporto stretto tra lingua, cultura e politica. E quindi questo rapporto va in qualche modo sottolineato, perché se la nostra lingua ha un'origine così precoce, c'è una ragione storica precisa ed è legata alla visione politica che Federico II cercò di realizzare. La lingua italiana è sicuramente tra le prime lingue romanze. Insisto su questo primato, tra le prime lingue romanze. Certo, la Francia ha avuto la lingua d'oc, poi ha avuto la lingua d'oil, però la lingua italiana è stata, come dire, una lingua che ha prodotto immediatamente grandi capolavori come la Divina Commedia, il Canzoniere, il Decamerone, mentre la lingua d'oil diventò lingua letteraria soltanto dopo, con Rabelais, Corneille, Racine, Molière, quindi in ritardo rispetto a noi. Ecco la prima domanda: come si spiega tanta precocità della lingua italiana? Come si spiega questa modernità della nostra lingua? Si spiega se riusciamo a tener conto contestualmente anche della coeva precocità della nostra modernità politica. C'era una modernità culturale nella Sicilia di Federico II e c'era una modernità politica, perché processi culturali e linguistici e processi politici non sono mai disgiunti, sono annodati strettamente. Purtroppo, come dicevo prima, la storiografia non ha tenuto in debito conto di questo, non ha collegato la straordinaria fioritura culturale e linguistica della corte federiciana con l'opera e l'azione politica di Federico II. Questa azione politica modernissima, precocissima. Se è vero che da un lato l'impresa politica di Federico II di unificare l'Italia è stata concepita, tentata, anche grazie ad un formidabile rinnovamento culturale della corte federiciana. La corte federiciana era il centro della civiltà dell'epoca.
quindi era legata, c'era in quel luogo una cultura nuova, che veniva dalla tradizione araba, dalla tradizione normanna, e quindi nacque da lì, da questa fioritura culturale, la necessità di portare avanti il tentativo di una unificazione linguistica, perché contestualmente c'era il disegno di un'impresa politica grande, quella di unificare, il primo tentativo al mondo di unificazione statuale, di creare una monarchia unificata prima della Francia, prima della Spagna, prima dell'Inghilterra. E allora una grande impresa politica ha bisogno sempre di una grande cultura, di una fioritura culturale, di un disegno culturale, di processi culturali nuovi. Perché questi processi culturali nuovi poi spingono, stimolano a maturare prospettive politiche nuove. E di converso è vero anche che prospettive politiche nuove e l'azione conseguente per la loro realizzazione spingono la cultura e la lingua a nuove funzioni e a cambiare i propri capisaldi e i propri ruoli. Quindi novità e precocità culturale accompagnata da una novità e precocità politica e viceversa. La corte di Federico II diventa il più grande centro organizzato della cultura italiana. Qui nasce il Volgare Illustre, cioè il primo nucleo letterario della lingua italiana. Qui matura anche l'averroismo latino, cioè quella traduzione latina della cultura araba attraverso Averroè, e prende corpo il primo nucleo di giuristi per una codificazione post-feudale. Risparmio la lettura del bellissimo brano del De Vulgari Eloquentia di Dante, dove Dante dice appunto che è siciliano il primo nome della lingua italiana. Poi si trasferì a Firenze per le ragioni alle quali faremo riferimento purtroppo molto rapidamente, riservandoci di consegnare magari un ragionamento più ampio in una eventuale relazione scritta. Quindi Federico II, una figura straordinaria, delinea la prospettiva grandiosa e precoce di costruire in Italia il primo Stato laico europeo, la prima monarchia assoluta su basi totalmente italiane. E questo non è perché lo dico io, lo dice perfino Foscolo, e cito testualmente, scrive Foscolo: Federico II aspirava a riunire l'Italia sotto un solo principe, una sola forma di governo e una sola lingua, e tramandarla ai suoi successori potentissima fra le monarchie d'Europa. E la stessa cosa afferma Umberto Cerroni in un bellissimo libro trascurato che io mi permetto di segnalare, un libro della fine del secolo scorso, L'identità civile degli italiani, pubblicato da un editore leccese tra l'altro. È un'opera bellissima sull'identità italiana. Scrive Umberto Cerroni: l'opera di Federico II costituì oggettivamente un poderoso sforzo di unificazione dell'Italia e di promozione del linguaggio culturale della nazione italiana. Aggiungo, apro e chiudo subito una parentesi, questo tentativo di Federico II fallisce purtroppo, e a seguito di questo fallimento poi prevale il fiorentino. Il fiorentino prevale proprio perché fallisce il tentativo politico di Federico II.
perché con quel fallimento la politica si separa dalla cultura e la cultura si separa dalla politica, che poi è il male storico della nostra identità, che purtroppo continua anche ai nostri giorni, questa separazione tra politica e cultura. Federico II e la sua impresa monumentale nel campo della politica, della lingua, della letteratura, della filosofia, del diritto, bisogna recuperarli appieno. Dobbiamo vincere questa ritrosia. Dobbiamo vincerla, perché a Federico II sono legate le radici prime della nostra identità, le radici più profonde della nostra identità, intendo della identità della nazione italiana e della lingua italiana. La nostra identità nazionale e la nostra identità culturale trovano le radici più profonde e lontane proprio nell'esperienza storica legata a Federico II. Quindi bisogna recuperare, come stiamo tentando modestamente di fare anche noi, bisogna recuperare integralmente quell'epoca che vide nascere tutti i nostri connotati di nazione, la lingua, la letteratura, la scultura, la pittura, il diritto, tutto tranne l'unità politica statuale, a seguito appunto, come abbiamo detto prima, del fallimento di Federico II. E allora, anche per continuare a ragionare poi su questa interruzione storica, come mai, nonostante questa straordinaria fioritura culturale, come mai, nonostante la grandiosità del disegno politico federiciano, poi non siamo riusciti a realizzare tempestivamente l'unità politica statuale? Perché fallì il tentativo di Federico II? E siamo riusciti a dare al nostro paese una unità politica dopo molti secoli, solo nel 1861. Perché fallì? Come un paese precoce intellettualmente è stato poi invece costretto a registrare un grave ritardo politico nella sua unificazione politica. Riprendiamo il discorso di prima, rapidamente. Quindi Federico II compì il primo tentativo al mondo di costruire uno Stato nazionale, cioè di unire al Regno di Sicilia il resto dell'Italia. Noi diciamo questo con, come dire, senza soffermarci troppo, ma in realtà si tratta di un fatto straordinario che vede protagonista sia nel campo culturale che nel campo politico il Sud. Vede protagoniste le terre palermitane e le terre pugliesi e salentine, perché abbiamo un sovrano, un re italiano. Anche questo, Federico II di Svevia, secondo me comincia ad essere sbagliato. Federico II è italiano, non parla il tedesco, è nato a Jesila. Lui diventa imperatore perché è quasi costretto, ma a lui interessava fare il re d'Italia. La madre era normanna di origini però, ma ormai siciliana. Quindi si tratta di un italiano, Federico II di Sicilia, dovremmo dire, non di Svevia. E quindi trascuriamo spesso il fatto che egli abbia voluto costruire un regno che unificasse l'Italia. Solo questo pensiero, come dire, ci sconvolge per la maestosità, la precocità, la grandiosità
Qualcuno dice, ma non aveva piena consapevolezza di ciò. Ma mica è necessario avere una consapevolezza piena. Era spinto dall'urgenza storica, era spinto dalla novità e dalla crescita culturale che aveva alle spalle, da quello che diceva la cultura araba, da quello che diceva la cultura normanna, dalla cultura classica, da quello che dicevano i nuovi giuristi sulla laicità della politica. Tutto questo spingeva in direzione di un disegno politico nuovo. E quindi tutto questo, politica e cultura, fanno di Palermo, della Sicilia, il centro di una civiltà, non soltanto di una cultura. Ora, un'altra testimonianza di questa, come dire, precocità e modernità del disegno è costituito dalle costituzioni di Melfi. Ecco, Palermo, Calabria, Basilicata, Puglia, perché sistematizza questa nuova concezione del mondo e dello stare insieme, Federico II, in una Costituzione moderna che è durata 600-700 anni. E sono le costituzioni di Melfi, di una freschezza e di una capacità anticipatrice straordinaria, perché vi collaborarono i più grandi giuristi del tempo. Uno fra tutti, potrei fare tanti nomi, Pier delle Vigne, e continuano ad essere un grande documento di modernizzazione post-feudale. Un documento poderoso della trasformazione dello Stato su basi moderne, la sovranità laica, la formazione di un ordine giudiziario e burocratico autonomo, un'amministrazione pubblica, un'organizzazione finanziaria e fiscale centralizzata, il principio della convivenza di più religioni, di più razze. Lo storico francese Le Goff ha scritto che le costituzioni di Melfi sono, e non ha esagerato, ha detto soltanto la verità, però l'ha detto in modo autorevole, è una persona autorevole, devo dire, sono la più grande opera legislativa emanata da un'autorità laica nel Medioevo. In quelle costituzioni sono indicate la centralizzazione del potere, la sovranità della legge, una legge che regna su tutti perché deriva dal re sovrano inviolabile, che è tanto la fonte quanto la garanzia della legge che egli stesso è tenuto a rispettare. Ora, io mi avvio alla conclusione saltando molte altre questioni interessanti, naturalmente. Come dicevamo, il tentativo di Federico II fallì. Perché? Perché per unificare l'Italia, il nord con il sud, bisognava passare dal centro. E nel centro della penisola c'era il potere temporale della Chiesa. E per unificare l'Italia bisognava spossessare la Chiesa del suo potere temporale. Ma questo non ce la fece, come non ce l'ha fatta poi nessuno. Tutti i tentativi successivi fallirono. E quindi fallì il tentativo di Federico II e di tutti quelli che successivamente tentarono di fare la stessa cosa. Un fallimento e basta. Per la nostra identità, per il nostro essere comunità nazionale, si trattò di un disastro storico e civile. Noi restammo senza Stato, pur avendolo preconizzato, visto in anticipo rispetto a tutti gli altri, poi non l'abbiamo avuto, mentre la Francia, la Spagna e l'Inghilterra, che arrivarono dopo, si unificarono prima. E così questo fallimento ha portato alla separazione tra cultura e politica. Concludo.
È chiaro allora da questo rapido ragionamento come non sia sbagliato inferire che dalla mancata tempestiva unificazione politica e dalla conseguente fragilità della nostra vita comunitaria sia derivato anche la fragilità della nostra lingua. La fragilità della nostra lingua è dovuta alla fragilità della nostra politica, sempre a seguito di quel peccato originale, per così dire, e che per tutelare e valorizzare la nostra lingua occorre rafforzare il nostro spirito pubblico, il nostro sentimento della comunità nazionale. Insomma, non ci può essere tutela della lingua italiana se non cominciamo a sentirci più italiani, perché, come abbiamo cercato di dire all'inizio, impegno politico e civile e impegno culturale e linguistico devono procedere di pari passo. Non c'è progresso per una comunità che separa la sua politica dalla sua cultura e la sua cultura dal suo destino politico. Grazie. Scusate, dicevo grazie al professor Zaccheo per la lettura di quel periodo storico in cui, come abbiamo potuto sentire, la cultura e la lingua in particolare ha rivestito un ruolo fondamentale. Questo convegno vuole essere un po' vuole presentare un continuum dell'importanza della lingua del sud, della lingua siciliana, per cui ci saranno interventi che riguardano il passato, ma ci saranno anche degli interventi che riguardano il presente. Ebbene, ancora un intervento che riguarda il passato lo ascolteremo a breve a cura del professore Gaetano Cipolla, che è in collegamento con noi da New York. Ma prima di dargli la parola volevo proporvi un piccolo break di 2 minuti ascoltando insieme alcuni versi di una traduzione in lingua siciliana dell'Antigone di Sofocle a cura del poeta che fa parte del Collegio Scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana, Euranio La Spisa, e li ascoltiamo in questo video prodotto dal poeta Alessio Patti. Vediamo ed ascoltiamo insieme questi versi in siciliano dell'Antigoni di Sofocle. Povero Edipo, quale mala sorte, signao la vita sonta la sventura. So patrelaio, re glorioso e forte, l'abbandonao quando era una creatura. Lo re Polibo, con la sua consorte, se l'addevaro e citasi lo cura, e diventao Corinto la sua corte, ma non servio a fermare la iattura. Edipo lo destino aveva segnato come una sorte di maledizione che Adelfi addivenato avia lo fato. Ammazzalaio senza compassione e cugio casta poi va maritato senza sapere che da malazione la fici a cui l'avevano generato ma ignoto e senza avere l'intenzione. Fra madre e figlio, schiave di lo fato, si consumava così l'atto carnale e di sto incocchiamento depravato
nascero 4 figli naturali. Ma lo per serio tinto e scellerato, che non si sazia mai di fare male, di ste 4 picciotta via salvato pur un destino misero e infernale. Abbiamo ascoltato alcuni versi dell'Antigoni di Sofocle tradotti in lingua siciliana dal poeta Euranio Laspisa. Veniamo al professore Gaetano Cipolla, che salutiamo. Alla fine siamo riusciti a fare questo collegamento. Questo è un convegno internazionale e quindi abbiamo anche degli ospiti che si collegano dall'estero. Il professor Cipolla, come vi dicevo, è a New York. Lui ha insegnato alla St. John's University, ma soprattutto a proposito di traduzione in lingua siciliana ha fatto delle interessantissime traduzioni di alcuni poeti siciliani che hanno scritto in lingua siciliana, come Giovanni Meli per esempio, in inglese, delle eccezionali traduzioni. Il professore Cipolla è anche presidente di un'associazione molto famosa e importante, l'associazione Arbasicula, ma non vorrei togliergli spazio e gli do subito la parola per la sua relazione che riguarda proprio leggo il titolo della relazione, una tentativa versione siciliana della canzone meravigliosamente di Giacomo da Lentini. Ci spiegherà il professore Cipolla di cosa si tratta. Prego, professore Cipolla, a lei la parola. Grazie Fonso, mi dispiace di aver avuto tutti questi problemi stamattina, non riuscendo a collegarci insieme, però sono contento che siamo riusciti. Sono contento anche per aver ascoltato parte della conferenza del professor Zaccheo. Le cose che io avrò da dire saranno ovviamente conosciute da tutti. In ogni modo faccio una breve introduzione, ma prima di cominciare tu sapevi benissimo che io ho pubblicato recentemente la seconda grammatica del siciliano, che si chiama Learn Sicilian 2, che questa, vi faccio vedere la copia, non so se riuscite a vedere la copia del libro, ecco, Learn Sicilian 2, che è il secondo volume che segue la prima grammatica veramente usata come libro di testo per insegnare il siciliano in America e anche altrove. Non so se c'è collegato con voi in questo momento anche Alfonso Campisi, che ha fatto la versione italiana del libro, ma il libro in America funziona perfettamente, siamo già alla terza ristampa del libro e quindi ho voluto finire questo lavoro con la seconda grammatica, che è una grammatica avanzata scritta in siciliano, appunto perché presume che la gente che lo legge abbia già imparato il siciliano. In ogni modo, ritorno al mio argomento di oggi, di cui ti avevo parlato. Se ti ricordi, ti avevo infatti accennato che avevo questo progetto in testa. E ho fatto qualche lavoro così, ma ovviamente la cosa resta ancora da essere fatta. Allora, va bene. Dunque, il mio intervento riguarda un progetto di cui qualche anno fa ti avevo parlato, che riguardava la scuola siciliana che fiorì nella prima parte del secolo XIII sotto l'imperatore Federico II. Permettetemi di fare una brevissima introduzione, anche se le persone presenti a questo incontro non ne avranno bisogno. I poeti che facevano parte della scuola erano burocrati, funzionari, notai della corte di Federico e scrivevano in un volgare, illustre siciliano anche quelli che non erano siciliani, e hanno creato una terza lingua romanza di importanza interregionale accanto al provenzale e al galego portoghese, cioè una lingua che andava oltre i confini della propria regione. Il siciliano quindi fu la prima lingua poetica nazionale,
dalla quale è nato il canone letterario italiano. Dante, nel suo De Volgari Eloquentia, lodando la poesia prodotta dai poeti che operavano alla corte di Federico II e di Manfredi, dice che, cito, tutto quanto i nostri predecessori hanno prodotto in volgare si chiama siciliano. Ciò anche noi teniamo per fermo e che i nostri posteri non potranno mutare. Mi piace sottolineare questa citazione dicendo che se Dante fu il padre della lingua italiana, alla Sicilia spetta l'appellativo di madre. Quando Federico II morì nel 1250 e quando le forze ghibelline furono sconfitte nella battaglia di Benevento 66, la loro importanza nella vita politica e culturale della penisola cominciò a svanire, così come anche gli artefatti prodotti da loro e dai loro associati. Non saprei dire se la scomparsa sia avvenuta per disegno o per negligenza, ma certo tale cosa non sarebbe una novità, visto che succede spesso appena nuove forze politiche si installano al potere, come dimostra la recente storia degli Stati Uniti. La frase conclusiva di Dante, cioè che i nostri posteri non potranno mutare, forse si riferisce a qualche tentativo dei suoi contemporanei di minimizzare l'importanza dei siciliani. Altrimenti non ci sarebbe stato motivo per dirlo. Ma è certamente strano che una produzione poetica di grande consistenza come quella dei poeti siciliani sia sparita nel nulla, lasciandoci solo le versioni trascritte da in altri idiomi. Il mio progetto era di cercare di ridare una veste siciliana alla lingua dei poeti della scuola siciliana, pur sapendo che l'iniziativa comportava grosse difficoltà, se non disperate. Sapevo che altri avevano tentato l'esperimento, tra cui Salvatore Sant'Angelo, linguista insigne che mi era noto perché aveva scritto un testo importante sulla lingua di Giovanni Meli, la cui opera ho tradotto in inglese. Purtroppo le sue ritraduzioni siciliane furono espletate, cito, senza successo, secondo Costanzo di Girolamo, che ha curato il secondo volume dei poeti della scuola siciliana per il Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani. Finora non ho potuto trovare i testi di Sant'Angelo, quindi non so perché il suo tentativo non sia stato ricevuto favorevolmente, anche se mi rendo conto che i dubbi sulle scelte linguistiche da fare nel tentativo di ricostruire la lingua dei siciliani resteranno sempre. Non c'è rimasto quasi niente della lingua usata dai poeti della scuola, tranne la canzone di Stefano Protonotaro, Pirmeu Cori Allegrari, trascritta nel Cinquecento nella sua Arte del rimare da Giovanni Maria Barbieri, da un testo originale perduto. Pur ammettendo che la canzone sicuramente non è un falso, come dice Di Girolamo, egli consiglia cautela nel considerarlo una fedele testimonianza dei poeti. Altre testimonianze contemporanee su cui basare la ricostruzione della lingua mancano. Il primo testo scritto in prosa siciliana che offre qualche idea al riguardo risale al 1320, parecchi decenni dopo la fine della scuola. È un testo proclamato dalla Curia Regia di Federico III d'Aragona per finanziare la guerra contro Roberto d'Angiò, che si riconosce chiaramente come siciliano. A parte il diverso modo di scrivere certi suoni, come per esempio Sicilia, che viene scritto Sichilia, Chilli, scritto con la K, condizioni, scritto condicioni, eccetera. Leggendo quel testo è abbastanza facile seguire l'evoluzione del siciliano fino ai nostri tempi. Il nesso che l'autore scrive con CT, come in tucta,
si scriverà con la doppia T, come tutta. La doppia L di Chilli diventerà Chigi, col suono tipico retroflesso siciliano. Il nesso ND non è stato ancora assimilato in doppia N e quindi il testo scrive rimanendu, percipendu, secundu, eccetera. Il nesso latino in parole come consiglio, consigliu, che normalmente si assimila in consigliu, è scritto senza la I. Potrei continuare per dimostrare che il siciliano scritto nel 1320, pur potendo prevedere la sua evoluzione nel tempo, è sempre diverso dal siciliano più vicino a noi e anche dal siciliano usato dai poeti della scuola 70-80 anni prima. Il siciliano del secolo XII e della prima metà del XIII rifletteva certamente una fitta rete di influenze da parte di altre lingue come il latino, l'occitano, la lingua dei trovatori francesi, che avranno plasmato la fisionomia della lingua in modo tale da rendere difficilissimo ricostruirla con certezza. Ed era in concorrenza con l'arabo, col greco, lingue più prestigiose, con il volgare importato dalle colonie gallo-italiche portate in Italia per combattere lo spopolamento dell'isola e la presenza degli arabi. Quindi il progetto di ritrovare il siciliano del 200 è venuto a cozzare contro barriere opache e ho dovuto avvicinarmi ai testi da un altro punto di vista. Non ho voluto abbandonare il progetto perché mi sono reso conto che il lavoro degli amanuensi toscani non è stata una semplice trascrizione dei testi siciliani. I copisti dei manoscritti hanno elaborato una vera e propria traduzione nel loro idioma, adattando i testi siciliani alle esigenze della loro lingua, alterando non poco i testi originali, falsando le rime, usando accorgimenti che sono possibili in toscano ma non in siciliano, come per esempio l'uso del troncamento delle parole come amor, servir, soffrir, morir, fior, cor, gentil, umil, che sono perfettamente accettabili in toscano e nella lingua poetica italiana, ma non lo sono in siciliano, dove la vocale finale normalmente si mantiene. Il siciliano non ama le parole che finiscono con una consonante e nemmeno quelle che finiscono con un accento. Per questo abbiamo soffriri, moriri, cori, citati, eni, evi. Il siciliano non accetta l'apocope. I troncamenti che si trovano nei testi dei manoscritti sono inconfondibilmente di tipo toscano. Solo questo punto crea grosse difficoltà nella correttezza dei versi. Le grandi differenze che esistono tra il toscano e il siciliano hanno causato effetti devastanti sulla metrica. Faccio un esempio. Quelle che sembrano le stesse parole in toscano e siciliano si rivelano diverse quando si considerano le vocali toniche. Avere, servire, ora, menti e desio in siciliano suonano aviri, serviri, ura, menti e disiu. La parola menti in siciliano, che non differenzia tra e aperta e chiusa, si pronuncia aperta, menti, ma non in toscano. In questo modo genti e menti sono rime perfette in siciliano ma non in toscano. La parola desio o disio, che i toscani considerano spesso bisillabica, in siciliano è di 3 sillabe, disiu. L'adattamento del toscano sul siciliano genera le cosiddette rime siciliane, cioè rime imperfette in toscano ma non nel siciliano di partenza. Allora, non potendo risalire con certezza alla lingua della scuola, ho pensato di fare un po' quello che hanno fatto i copisti toscani, cioè una ritraduzione
in siciliano, che certamente renderebbe i testi più accessibili e comprensibili ai siciliani, in modo che possano apprezzare meglio la poesia della scuola siciliana, che è stata definita da Costanzo di Girolamo, cito, uno dei tesori più preziosi della lirica europea alle soglie della modernità. Finora ho tradotto tre poesie, 2 sonetti e la canzone Meravigliosamente di Giacomo da Lentini. Se avrò tempo nei prossimi anni potrò anche tradurre qualche altro testo in siciliano e ovviamente anche in inglese, sperando di far conoscere i poeti della scuola nel mondo di lingua inglese. Vi leggerò la mia versione della canzone, che ho tradotto anche in inglese. Se c'è tempo forse leggerò anche un sonetto. Quindi ora vi leggo la canzone Meravigliosamente, che comincia con Meravigliosamenti. Meravigliosamente un amore mi discinci e mi tieni a ognura. Come uomo pone menti in altro esempio e pinci la simile pintura, così bella facceu, che fra lo cuore meo porto la tua figura. Un cor pare che vi porti pinta come pariti e non pare di fora. Deu come mi pare forti, non so se lo sapiti, con vamo di buon core, che ususi vergognoso che pur vi guardo a scuso e non vi mostro amore. Avendo grandisio dipinsi la pintura bella voi somiglianti e quando voi non vio guardo ne da figura pare che va già avanti come chi che credi salvarsi per fidi ancor non via innanti in core mardi d'oglia come om che tiene fuoco nello suo seno ascuso e quando più lo invoglia allora ardi più doco e non può stare inchiuso similementi io ardo quando passo e non guardo a voi viso amoroso se io guardo quando passo in verso a voi non giro bella per risguardare annanno ad ogni passo e jetto un gran sospiro che facemi ancusciare e certo bene ancuscio che appena mi conoscio tanto bella mi pare assai vaggio laudato Madonna in tutti i parti di bidizi caviti non so se v'è contato che io fazza ciò per arti per cui vi niduliti sacciatelo per singa so che io non dico all'inga quando mi viditi canzonedda novella va canta nuova cosa levati di mattino davanti alla chiubedda sciuri d'ogni amorusa biunna chiù cauro fino lo vostro amore caro donatelo o notaro che è nato di Lentino. Ora faccio la mia traduzione in inglese che ovviamente ha comportato un grande sforzo a causa delle rime, ma credo che sia riuscito abbastanza bene. Quindi comincio. Extraordinarily a love constrains me so, it never lets me go. Like one who puts his mind to paint a likeness of a model he can view. That's all I do, my love. I carry in my heart an effigy of you. I bear you in my heart, painted as you appear, but this outside won't show. God, it is harsh, severe, not knowing if you know that my love is sincere. However, I'm so shy,
I watch you on the sly and hide the love I bear. Moved by a strong desire, I drew a lovely portrait that close resembled you. And when you're not in view, the image I admire and think I'm seeing you, like someone who believes his faith can save his soul, though he can't see that goal. There's burning in my heart, like one who has a fire that's hidden in his breast. And when incitement soars, the flame grows even higher, so he can't take much more. That is the way I burn when I pass by and turn away from you, my love. If when I pass you're there, I do not turn to stare, my love see, but with each step I try, I breathe a heavy sigh that takes my breath away. I feel then so unsteady, who I am I can't say, so fair you seem, my lady. Much praise did I accord, lady, to you for all the beauties you possess. I know not if you've heard, it's done with craftiness. That's why you hide from view. But take this as a clue of what I'll say to you when you and I will meet. My little novel song, go sing of something new. Rise early in the morn and seek the fairest one among the best in love, whose hair is fine spun gold. Your love that is so rare, give to the notary, who's from Lentini born. Se ho il tempo di leggere un sonetto che è abbastanza molto famoso, e poi finisco con questo, e quel sonetto io omaggio. Assolutamente sì. Allora, il sonetto è io omaggio posto ancora a Dio servire, che è famosissimo, come tutti conoscete, no? Allora, la mia versione, che sarebbe questa: è omaggio posto in core a Dio serviri, come eu potissi iri in paradiso, o santo loco caggio audito diri, usi manteni sul lazzo ioco e riso. Senza mia donna non vivuria iri, chidda che una testa e chiaro viso, che senza idda non poteria gaudire, e stanno di la mia donna diviso. Ma non lo dico a tale intendimento perché io peccato ci volesse fare, se non vedere lo suo portamento, lo bello viso e morbido sguardare, che mi teria in gran consolamento, vedendo la mia donna inghiora stare. Questa è la traduzione in inglese. I have decided to serve God, our Lord, so I may earn a place in paradise, that holy realm that I have often heard, merriment, laughter, and great joy supplies. Without my lady, though, I would not go, the one who has blonde hair and a bright face, because without her I just would not know what joy is, were she in another place. But I do not say this because I mean to perpetrate a sinful act with her. I simply want to see her noble mien and her sweet face and her soft loving eyes. Oh, what a great consolation. Oh, how keen to see my lady basking in her praise. It would be a most welcome consolation to watch my lady in her glory station. C'è un terzo sonetto, posso leggerlo?
Ok, andiamo anche con quest'ultimo sonetto allora. Sì, l'ultimo, va bene. Questo è un sonetto il sonetto 26. Sonetto 26. All'airo claro hai visto pioggia dare, ed all'oscuro renneri chiaruri, e fuoco arzente ghiaccia diventare, e fridda nivi renneri caluri, e dolci cosi molto, molto amariare, e di la mare renneri dulzuri, e due guerrieri infini a pace stare, e fra due amici nascirici errori. E hai visto d'amore cosa più forti, che era feruto e sa nomi firenno. Lo fuoco d'ogni ardia stutò con fuoco, la vita che mi dè fu la mia morte. Lo fuoco che mi stinsi ora mi incenno, d'amor mi ciassi e misimi in so loco. È la traduzione. I have seen rain fall when the sky was clear, and darkness being rent by glowing light, and burning blazes turn to frozen ice, and ice-cold snow start radiating heat, and sweet things mightily becoming sour, and bitter things become sweet to the taste, and two harsh warriors abide in peace, and in good friends some enmity arise. And even stranger things I've seen of love, who wounded me and healed me, wounding me, dousing with fire the flame ablaze in me. The life it gave me was in truth my death. The fire he put out now burns within me. He took love out and put me in his place. Grazie tante. Grazie al professore Cipolla, grazie tante. Devo confessare che mi sono emozionato ad ascoltare in lingua siciliana antica il meravigliosamente di Jacopo da Lentini. Ma il professore Cipolla è davvero geniale anche nelle sue traduzioni in lingua inglese della produzione poetica in lingua siciliana. Io ho letto il suo libro sulle traduzioni in inglese di Giovanni Meli. È impressionante come riesce a far rimare le poesie del Meli in lingua inglese. Certamente è stato più bravo dei copisti toscani che hanno tradotto in toscano. Speriamo almeno in quello. Appunto, con delle rime imperfette, mentre il professore Cipolla in inglese riesce a far rimare tutto, davvero incredibile. Leggetelo questo libro perché è bellissimo per chi ovviamente capisce l'inglese. Salutiamo chi ci ascolta dall'America, salutiamo anche chi ci ascolta dall'Argentina. Abbiamo visto 3 commenti, quindi è un convegno internazionale non solo nei relatori ma anche nel pubblico. E andiamo velocemente alla prossima relazione, che è quella del professor Alfonso Campisi. Il professore Campisi in questo momento è impegnato presso il Summit mondiale sulla francofonia, perché deve relazionare su un suo libro, Terre Promise, che ha vinto recentemente il prestigiosissimo premio Flaiano. Quindi l'intervento del professore Campisi è registrato, ci ha fatto pervenire questo video, e nel corso del video ci siamo permessi di inserire alcune immagini, chiedendo permesso ovviamente, prelevate dal suo film documentario Siciliani d'Africa, Tunisia, Terra Promessa, che sarà presentato a novembre a Catania in anteprima mondiale, quindi anche prima che venga presentato in Tunisia. Abbiamo chiesto al professor Campisi, nonostante lui è un professore di filologia romanza italiana e poi capirete anche cos'altro fa all'Università La Manuba di Tunisi, e non abbiamo chiesto un intervento tecnico-scientifico, ma che ci raccontasse la sua esperienza su una cosa che ha fatto molto importante e di cui fino a poco tempo fa quasi non si sapeva nulla.
Gli abbiamo chiesto però, prima di raccontarci questa esperienza, di contestualizzarla, e quindi ci parlerà un poco della Tunisia e dei siciliani in Tunisia. Facciamo partire l'intervento del professore Alfonso Campisi. Buongiorno, grazie per questo invito. Un saluto ai cari amici dell'Accademia della Lingua Siciliana. Io sono Alfonso Campisi, faccio parte della vecchia collettività siciliana di Tunisia, insegno filologia romanza e italiana presso l'Università della Mannuba, che è tra le più grosse e le più grandi università del paese, in cui esiste un cursus universitario in italianistica che va dai primi anni quella che viene chiamata licence, della laurea breve, della triennale, poi continua con il master e finisce con il dottorato, con i corsi di dottorato. Insegno anche lingua e letteratura e cultura siciliana. In realtà sono stato il fondatore della prima cattedra di lingua e cultura siciliana, una cattedra universitaria, adesso in Tunisia molto importante, perché oltre a prevedere l'insegnamento della lingua e cultura siciliana agli studenti di italianistica alla facoltà di lettere, prevede anche un programma di dialogo interculturale. Quindi la cattedra, in realtà il nome della cattedra è un Cattedra Sicilia per dialogo di culture e civiltà. Come vi dicevo prima, poi ritorneremo sulla cattedra e sull'insegnamento del siciliano. Come vi dicevo prima, faccio parte di questa collettività siciliana, della vecchia collettività siciliana, una collettività arrivata qui intorno al 1830-1840, è rimasta fino all'indipendenza del paese nel 1956. Molti sono rimasti ancora fino al 1964, che rappresenta una data simbolica per le comunità diciamo straniere di Tunisia, che poi straniere non lo sono mai state, perché in realtà erano delle comunità presenti in Tunisia da 3, 4, 5 generazioni, quindi ormai, voglio dire, più tunisini che italiani o che maltesi o greci. E questo, vi dico questo perché in realtà la nostra storia è una storia che, devo dire, poco conosciuta, una pagina della storia italiana, dell'emigrazione italiana, che è poco conosciuta, perché spesso si parla tantissimo di questa emigrazione italiana in America, in Venezuela, in Argentina, ma pochissimo si parla, forse negli ultimi anni, adesso si sta, grazie al lavoro, devo dire, dei ricercatori, si inizia a parlare di questa emigrazione siciliana in Tunisia, che poi, devo dire, la Tunisia è stato fra i paesi del Maghreb quello che è stato più toccato dal fenomeno migratorio, ma oltre alla Tunisia abbiamo avuto anche l'Algeria e il Marocco, dove una consistente comunità siciliana si era appunto allora stabilita. Dunque la Tunisia faceva parte di questo protettorato, o dei paesi in cui appunto la Francia aveva istituito il protettorato. In Tunisia il protettorato francese inizia nel 1881, termina nel 1956 con l'indipendenza del paese e quindi con il primo presidente tunisino, che è Habib Bourguiba.
E la comunità quindi siciliana è una comunità abbastanza numerosa. Pensiamo che innanzitutto tempo fa, circa 20 anni fa, ho iniziato un lavoro sulla memoria dei siciliani di Tunisi, perché mi è sembrato doveroso dare spazio a questa nostra comunità, una comunità, vi dicevo prima, laboriosa, una comunità che ha costruito, che poi possiamo dire il paese che ha costruito la Tunisia, soprattutto ecco, il nord della Tunisia, là dove si era stanziata, nord e centro-nord, dove si era stanziata particolarmente. E poi dobbiamo dire anche che questi siciliani erano un po', facevano parte di una classe sociale o di classi sociali, delle classi sociali meno abbienti, quindi hanno subito il razzismo da parte dei coloni francesi, hanno subito anche le espropriazioni come cittadini italiani durante il periodo fascista. Hanno quindi fino alla fine del ventennio fascista, quindi fino alla fine poi della seconda guerra mondiale, ma è stata una comunità, ripeto, numerosa, che rappresentò innanzitutto all'interno della comunità italiana, rappresentava il 90% di questa comunità, quindi la stragrande maggioranza. Insieme a loro vi erano sardi, vi erano dei calabresi, vi era la prima la prima comunità che arrivò in Tunisia, che fu quella livornese, toscana, formata più da intellettuali quindi come dire, è arrivata in Tunisia anche per motivazioni diverse da quelle siciliane, erano più motivazioni politiche, però il 90% di questa comunità è composta da siciliani, quindi in realtà i siciliani poi si integrano facilmente in questo paese di accoglienza, che ricordiamo perché purtroppo in Italia e in Europa vedo che c'è sempre una visione sbagliata della Tunisia. Quello che conoscono la maggior parte degli italiani della Tunisia è solo forse l'emigrazione clandestina, però in realtà c'è ben altro. Innanzitutto c'è una storia millenaria di questa Tunisia, è comune anche all'Italia, comune alla Sicilia, sin dall'epoca, voglio dire, fenicia, arrivando appunto fino alla dominazione araba, e devo dire che soprattutto dico questo perché si conosce male la Tunisia in Italia, perché la Tunisia è stato un paese di accoglienza, cioè la Tunisia ha accolto la miseria che proveniva dalla riva nord del Mediterraneo, cioè non solo siciliani, ma molti spagnoli, molti greci, tantissimi, quindi buona parte dell'Italia del Sud. Cioè la Tunisia era un paese un mosaico di religioni, di culture, di lingue, e questo devo dire che fino ad oggi rimane questo, cioè la Tunisia continua, malgrado tutti i problemi economici che abbiamo in Tunisia, problemi anche legati per il momento un po' anche alla politica, ma forse pochi sanno che la Tunisia continua a ricevere uomini e donne dell'Africa subsahariana. Se un giorno vi capiterà di venire a Tunisi, vedrete quanta gente adesso dell'Africa subsahariana, in particolar modo dell'Africa francofona, ecco, quindi Senegal, Costa d'Avorio, Togo, Burkina Faso, eccetera. Quanti lavoratori voi incontrerete in Tunisia? Ovviamente tutta manodopera e manodopera a buon mercato.
Quindi voglio dire, questo paese ha ospitato e continua ad ospitare. C'è una grandissima tradizione siciliana che è rimasta nel paese. La tradizione, innanzitutto, la lingua, cioè la lingua tunisina, è possiamo dire un paniere, proprio una coffa, come diciamo in siciliano e come diciamo a Tunisi, di specialità, per esempio specialità culinarie, dai maccaruna, come vengono chiamati qui, a tantissimi nomi di pesci, per esempio, che sono anche stati presi dai pescatori siciliani, il materiale di costruzione, tantissimi proprio termini, ecco, che derivano dal siciliano. Ma ancora ci sono anche, come dicevo prima, le specialità culinarie, o ancora tantissime abitudini che ritroviamo magari anche nei gesti, nel modo di gesticolare della popolazione, nel modo di parlare, nel modo di toccarsi stesso. Quindi i legami sono, devo dire, tantissimi, tangibili, non appartengono al passato, e diciamo che tutto questo e altro ancora mi ha spinto a creare, proprio a fondare questa cattedra di lingua e cultura siciliana alla Facoltà di Lettere della Mannuba. Diciamo che è un modo per, per rendere forse ancora più dignità alla nostra comunità siciliana di Tunisi, un modo per dire che questa sicilianità non è morta, ma che è presente, un modo per far continuare questa storia e la storia dei siciliani di Tunisi. Quindi tutto questo mi è venuto, devo dire, in mente alcuni anni fa, quando mi sono recato per un convegno all'Università della Pennsylvania a Filadelfia, dove appunto un corso di lingua e cultura siciliana era stato aperto, un corso fuori extra cursus universitario, però seguito da pochi siculo-americani, ma mi sono detto: perché non fare la stessa cosa a Tunisi, dove ci sono anche lì, appunto, come dicevo prima, come ho enumerato prima, tantissime ragioni per creare questa cattedra. E così ho fatto. Insomma, nel 2016 venne fondata questa cattedra Sicilia per il dialogo di cultura e civiltà, cattedra intestata allo scrittore siciliano Vincenzo Consolo, che devo dire ebbe tantissime relazioni con la Tunisia. Vincenzo, che ho conosciuto bene insieme a Caterina, la moglie, che è deceduta l'anno scorso, Caterina Pilenga, Vincenzo diceva sempre: Tunisi è la mia seconda Palermo. La mia seconda Palermo, ed è vero che Vincenzo veniva spessissimo a Tunisi, è stato ospite da me anni fa. Lui non era per niente un pesce fuor d'acqua a Tunisi, prendeva gli autobus, andava al sud, si rifugiava in queste cittadine stupende del deserto tunisino, proprio per poter scrivere. Quindi voglio dire, era anche forse un dovere, devo dire, dedicare la cattedra a Vincenzo Consolo. È venuta nel 2016 Caterina Pilenga, la moglie, per inaugurare la cattedra, che abbiamo inaugurato appunto presso la Facoltà di Lettere,
E da lì è iniziato tutta un'altra storia, è iniziata un'altra storia dei siciliani di Tunisi. Devo dire che la mia grande preoccupazione era quella di avere un numero adesso di studenti, anche per poter mantenere vivo il corso. E dopo aver fatto determinate lotte vere e proprie per poter avere questa cattedra, poter creare questa cattedra, mi sono detto: speriamo adesso che possa anch'io dare delle risposte al mio ministero, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica tunisino. Per fortuna tutto è andato bene. Il corso di lingua e cultura siciliana viene seguito da tantissimi studenti, è una materia complementare che fa parte del corso del master, quindi della specialistica, della laurea specialistica in lingua e letteratura italiana. Dovete sapere che, e lo dico sempre così con una, diciamo sì, sono fiero un po' di dire questo, nel senso che abbiamo 3 o 4 materie complementari al Master 1 e Master 2 e devo dire che il siciliano è quello che raggruppa il 90-95% degli studenti, quindi vedete il numero è enorme rispetto alle altre materie complementari, il numero di frequenza, voglio dire. Quindi i ragazzi insomma scoprono questa Sicilia, molti devo dire hanno dei parenti che erano siciliani, molti hanno avuto le nonne, le bisnonno, i bisnonni che poi si sono sposati appunto con cittadini tunisini e quindi sono cittadini tunisini anche loro, ma molti altri sono degli studenti che non hanno nulla a che vedere con la Sicilia, ma hanno la curiosità di conoscere questa lingua e di conoscere questa cultura, che poi loro dicono è una regione, la regione d'Italia più vicina alla nostra, al nostro paese, e quindi ci sembra anche doveroso dover approfondire determinati aspetti della lingua e della cultura siciliana. Quindi c'è, devo dire, tantissimo interesse, tanto interesse, tanta curiosità, come dicevo prima, e poi con grande sorpresa devo dire che questi ragazzi, questi studenti, che poi sono degli adulti, cioè hanno 23, 24, 25 anni, hanno, come dire, riescono a pronunciare in giro di pochissimo tempo e ad esprimersi in giro di pochissimo tempo in siciliano. Viremo cue di viaggi può presentarsi in siciliano. Io ho scelto lo siciliano perché a me piace l'accento e sia la cultura siciliana. La mia famiglia è composta di 5 persone, io, mia madre, miei padri e i miei due fratelli. Ho scelto di studiare la lingua siciliana perché secondo me uno studente che studia la lingua italiana deve sapere almeno uno o 2 dialetti. La mia famiglia è composta da mio padre, mia madre, mio gatto e mio cane. Sono la figlia unica, non ho né frati né sorelle. A me mi piace assai parlare siciliano e come io ho tanti amici siciliani voglio imparare la sua lingua per parlare con oggi. Ho scelto di imparare la lingua siciliana perché è una nuova lingua bella, mi piace pure la cultura siciliana. Come tutti sappiamo abbiamo dei suoni che sono a volte difficili da riprodurre, anche per gli italiani stessi, però ecco che i tunisini e questi studenti tunisini, che poi il tunisino in generale è portato per le lingue, poi gli studenti in italianistica
quando già si parla di un livello di quarto e quinto anno, quindi di università, hanno, devo dire, una facilità maggiore nell'apprendimento delle lingue. Già è un paese bilingue, la Tunisia, quindi un paese dove arabo e francese sono utilizzate giornalmente, e quindi c'è questa facilità anche nell'apprendere il siciliano, e questo devo dire che mi rende anche molto, mi fa molto contento, perché vedo, non mi aspettavo, in realtà è un laboratorio, è stato un laboratorio, cioè non è, ecco, prendiamo, non so, l'insegnamento del francese in Italia in una classe, quando già il francese in Italia si insegna da anni, o dello spagnolo o di un'altra lingua. Cioè qui era proprio la prima esperienza del siciliano, dell'insegnamento del siciliano, della lingua siciliana, fatta a un pubblico arabofono o francofono. E quindi tutto è andato benissimo, oltre le previsioni. Non mi aspettavo né di questo entusiasmo da parte degli studenti che si iscrivono. Addirittura ora, da quest'anno, abbiamo dovuto mettere le iscrizioni del siciliano a numero chiuso, perché c'era talmente una grande affluenza che gli altri colleghi, ovviamente delle altre materie complementari, iniziavano un po' anche loro a preoccuparsi per il corso, per il loro corso, perché essendo delle materie complementari, se il corso non raggiunge un certo numero di studenti, ecco, rischia la chiusura. Poi con l'economia che si sta facendo oggi in tutte le università del mondo, devo dire, se il corso non viene frequentato, viene chiuso. Quindi ho suggerito anche a malincuore, devo dire, di fare questo corso, a limitare le iscrizioni al corso del siciliano, che comunque rimane, ripeto, abbiamo siciliano 1 e siciliano 2, quindi 1 per il master 1 e ovviamente lingua e cultura siciliana 2 per il secondo anno. Ma oltre a questo, quello che si sta venendo a creare è un altro aspetto molto interessante, che è lo studio del siciliano anche nei corsi di dottorato. Nei corsi di dottorato ovviamente non sono degli insegnamenti che vengono fatti al dottorato, ma studenti, quindi dei dottorandi in lingua italiana, iniziano ad essere interessati e a voler lavorare proprio sul siciliano, sulla linguistica anche, quindi proprio approfondire, fare delle ricerche, quindi poi scrivendo anche una tesi di dottorato, quindi sono degli studi abbastanza approfonditi di 300, 400, 500 pagine, proprio sul siciliano. E questo devo dire che è anche un altro aspetto che non avevo tenuto in considerazione, e che adesso invece già dall'anno scorso mi ritrovo con 2 dottorandi che hanno deciso proprio di lavorare sul siciliano, su determinati poi aspetti del siciliano. Quindi questa è la mia esperienza da siciliano in Tunisia. Vi dicevo, sono siciliano, sono un binazionale, ho la nazionalità tunisina e la nazionalità italiana, sono nato a Trapani, quindi trapanese, ormai da 25 anni in Tunisia, dopo 10 anni di soggiorno, di insegnamento in Francia, dove poi ho terminato i miei studi, terminato il dottorato a Parigi, e 24 anni fa esattamente, ho deciso di venire in Tunisia, anche per venire a conoscere il paese che fu il paese dei miei nonni, dei miei bisnonni. Devo dire che
mi sono integrato benissimo, tra l'altro poi sapete le differenze tra la Sicilia e la Tunisia sono veramente minime, sia culturali, poi voglio dire, anche i nostri siciliani non si sono mai trovati male, tanto che i nostri siciliani erano molto più vicino ai tunisini che non ai francesi, anche perché da parte dei francesi hanno subito tantissime cose. Ora non lasciamo stare, ma comunque vi furono grossi problemi anche con i francesi, quindi i siciliani erano molto più vicini o facevano da trait d'union, se vogliamo, tra appunto il colonizzato e il colonizzatore, anche se poi non era un vero sistema di colonizzazione, ma era un sistema di protettorato come il Marocco. Quindi credo di avervi detto tutto. Io ho dovuto proprio registrare questa mia intervista perché purtroppo non sarò disponibile il giorno del vostro convegno, e quindi ringrazio ancora tutti per l'invito. Ringrazio il professor Genchi sempre per questo voler coinvolgermi. Io purtroppo a volte mi scuso perché dico ci sono tantissime cose da fare che ecco, a volte non si trova proprio il tempo, ma la volontà senza dubbio non manca. Quindi grazie ancora a voi tutti e spero a presto, spero di incontrarvi proprio di presenza. Grazie. Siamo noi a ringraziare il professore Alfonso Campisi per averci raccontato in questa sua relazione l'esperienza dell'istituzione della prima cattedra al mondo di lingua e cultura siciliana. Il professore Campisi è il coordinatore del collegio scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana, e con l'intervento del professore Campisi siamo ritornati nell'attualità, provenienti dal XIII secolo, quindi il siciliano è ancora una lingua viva e addirittura viene insegnata nelle università. Speriamo presto anche nelle università non soltanto estere, ma anche italiane e siciliane, di quella parte dove insomma la lingua siciliana viene più usata. Bene, adesso rimaniamo nell'attualità, il convegno si avvia verso la conclusione con gli ultimi due interventi. Abbiamo con noi due poeti. Prima ascolteremo la relazione del poeta Giuseppe Gerbino. Il professore Gerbino relazionerà su identità siciliana tra storia e poesia. E poi chiuderemo con la relazione del poeta Nino Barone, ma ci sarà anche una sorpresa tra le due relazioni. Non vi dico niente, do subito la parola a Giuseppe Gerbino. Buonasera Giuseppe. Ciao Alfonso, buonasera a tutti. Intanto grazie all'Associazione Carisma, grazie all'Accademia della Lingua Siciliana per questa opportunità. Un saluto ai nostri amici salentini, calabresi, a tutto il sud e a tutti quelli che ci stanno seguendo. Sì, come dicevi prima tu, relazionerò o cercherò quantomeno di farlo su quella che è l'identità, in modo particolare quella siciliana, perché da siciliano non potrei fare altrimenti, però credo che riguardi un po' tutto il sud. Bene, iniziamo. L'identità. Che cos'è l'identità? L'identità è la concezione che ogni individuo ha di se stesso, della propria unicità, dei propri caratteri che lo contraddistinguono. Ma esiste anche un tipo di identità più culturale, ecco, un'identità culturale che è l'insieme dei caratteri che costituiscono, in questo caso, il popolo del sud. Racchiudiamo, evitiamo di parlare di siciliano, ma parliamo del sud, perché ahimè c'è questa differenza culturale fra quello che è il nord e il sud. Naturalmente questa identità non può
non passare per una stratificazione storica. Il nostro suolo è stato calpestato da un sacco di popoli, però non hanno mai azzerato questa nostra identità, tant'è che almeno per quanto riguarda noi siciliani, anzi, noi abbiamo arricchito il nostro patrimonio lessicale. Il professore Campisi conoscerà benissimo questo termine, ma lo conosciamo tutti, è un termine a cui io sono molto legato, di origine araba, che è allallato, no? Che non è altro che appunto la sicilianizzazione di quello che in arabo vuol dire assorto nella contemplazione di Allah, di Dio. Quindi qualcuno che medita. Però noi lo abbiamo sicilianizzato, lo abbiamo fatto nostro e purtroppo gli abbiamo dato un'accezione negativa, tant'è che se diciamo Tagliacchito che è allallato, insomma, non lo stiamo proprio, lo stiamo offendendo, ecco, diciamo che è proprio fuori, non è a contatto con quella che è la realtà. Vorrei recitare una poesia di Ignazio Buttitta per evidenziare proprio quanto ho appena detto, cioè quanto sia importante la nostra lingua, che poi è il nostro mezzo di espressione, no? Se noi perdiamo il contatto con quello che è il nostro mezzo di espressione, diventiamo incapaci di conoscere le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura. Fonso, posso recitare questa poesia di Buttitta? Ma assolutamente sì, vai pure. Un popolo, mettetelo a catina, spogliatelo, attoppateci la bocca, è ancora libero. Levateci il travaglio, o passaporto, a tavola non mangia, o letto un enorme, è ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando ci arroba una lingua dotata di pace. È perso per sempre. Ecco, questo era il grande Ignazio Buttitta, con questa poesia che tutti conoscerete sicuramente, anche perché è un emblema appunto di quello che è l'identità siciliana, in particolar modo riferita alla lingua siciliana. E poi dietro a ogni singolo termine, io ora voglio riportare un esempio su uno studio fatto dall'amico Nino Barone che interverrà dopo di me, su un singolo termine, ma sul quale proprio ci potrebbero essere ore su cui parlare, che è sapiggio, no? Fonso, sapiggio. Sconfiggeremo il Covid? Sapiggio. Vincerò il Superenalotto? Sapiggio. Cioè, sapiggio, questa parola composta che in realtà sarebbe lu, sapi, iggio. Ormai è diventata proprio una parola composta, sapiggio, ma in realtà chi è iggio? Lui, cioè il Supremo, Dio. Qui che viene fuori anche un altro aspetto molto importante dell'identità siciliana, cioè la nostra religiosità, no? Noi spesso ci rivolgiamo, ci affidiamo a quella che è la volontà di Iddu. Difatti spesso un altro termine che sovente diciamo è alla volontà di Dio. Cioè, quindi noi ci affidiamo totalmente a quella che è la sua volontà. Però perché ultimamente noi non sentiamo forte questa nostra identità? Penso che la motivazione sia, mi dispiace, magari qualcuno dissentirà, ma l'unità d'Italia, no? Cioè, l'unità d'Italia ha fatto sì che si annientasse, azzerasse tutto ciò che non fosse italiano, tutto ciò che non fosse lingua italiana, e quindi io ricordo per averlo sentito dai miei nonni, cioè se si permettevano a scuola di esprimersi in siciliano venivano messi in punizione dietro la lavagna con i cesci sotto le ginocchia. Quindi avevano fatto l'Italia, bisognava fare gli italiani. Contestualmente, cioè, contestualizzando il periodo storico potrei anche capirlo, da siciliano non lo accetto proprio, anche perché ormai è risaputo, il bilinguismo arricchisce, no? Aguzza quello che è il patrimonio, non solo il patrimonio linguistico, lessicale, ma anche l'apprendimento. Cioè un bambino che apprende più lingue ha più capacità di ragionamento, di esprimere quello che è il proprio pensiero, mentre invece una volta non la pensavano così. Ma ripeto, la motivazione è sicuramente storica. Ma guarda, noi siciliani,
vero è che la Sicilia ha avuto tutte queste influenze araba, normanna, francese, spagnola, eccetera, eccetera, grazie alle quali si è arricchita. Ma noi siamo anche un popolo che ha dato vita a un'altra lingua, e qui confermerà il professore Cipolla, il Siculish, no? Io scherzosamente dico sempre, queste persone hanno dato vita al Siculish perché non hanno mai imparato l'inglese e non hanno mai dimenticato il siciliano, quindi hanno fatto questo purpurì, questo mix di inglese e siciliano, dando vita a una vera e propria lingua, appunto quella che è il Siculish. Vi voglio raccontare un aneddoto, per me molto significativo, graziosissimo. Penso che corrisponda in realtà, anche perché chi me l'ha raccontato è una persona di una certa età avanzata ormai, a cui l'aveva raccontato a sua volta il proprio padre, che era uno dei primi emigrati in America. Ebbene, sapete in Siculish come si dice la parola coppola? Tutti conosciamo la coppola, io spesso la indosso, anche se qualcuno la associa a qualcosa di losco, a qualcosa di non proprio pulito, ma non c'entra niente, per me è solo un accessorio della mia identità siciliana, punto, e qui mi fermo. Bene, tornando al discorso della coppola in americano, i primi nostri concittadini emigrati negli Stati Uniti hanno iniziato a chiamare coppola caddema. Ebbene, io sfiderei qualsiasi linguista, qualsiasi glottologo, filologo a risalire a quella che è l'etimologia di questa parola. In realtà non si può, perché non deriva da una... non ha nessuna derivazione etimologica, ma è nata da un aneddoto. Cioè, i nostri conterranei notavano che quando gli americani, presso i vari cantieri in cui andavano a lavorare, si arrabbiavano, sbattevano la coppola sul tavolo per terra con questa espressione, God damn, che in realtà è una bestemmia, è un'imprecazione, significa God damned, cioè Dio dannato. E quindi i siciliani, non comprendendo God damn, però associando il gesto alla coppola, hanno iniziato a chiamare caddema, naturalmente sicilianizzando quello che è il termine inglese, God damned, Dio dannato, alla caddema, e quindi la coppola l'hanno chiamata caddema. Quindi vedete la bellezza proprio e lo spirito che contraddistingue noi del sud, e quando andiamo fuori addirittura diamo vita a nuove forme di lingua, vera e propria. Ma dirò di più, la lingua serve anche... Fonso, tu sei un glottologo, quindi avrai sentito parlare di quella che è la paronomasia, no? La paronomasia, cioè quando non si può risalire a quello che è il vero significato di una parola, ci si va tramite per assonanza. Ecco, ci sono due esempi che voglio fare che riguardano proprio la mia città di Castellammare del Golfo. Li riporto spesso, tu li avrai sentiti in altre occasioni. Da noi c'è un promontorio chiamato Pizzu di Maria Labedda. Bene, tutti si sono cervellati per capire la provenienza, molti lo hanno ricondotto alla Madonna, ma nessun siciliano si permetterebbe mai di chiamare Maria Labedda alla Madonna, anche perché lo sappiamo, chi conosce un po' di cultura siciliana sa benissimo che Maria Labedda ha un altro significato, quindi non riconducibile per nulla alla Madonna. Bene, Pizzu di Maria Labedda non è altro che lo storpiamento e la sicilianizzazione di Omar Abed. Perché? Perché questo di origine ottomana, se non ricordo male, era stato segregato lì al tempo su questo promontorio, e quindi quello è diventato Pizzu di Omar Abed, da Omar Abed a Maria Labedda. Quindi vedi tu, questo perché accade, Fonso, tu lo sai benissimo, lo sapranno anche i nostri amici, perché la lingua siciliana l'abbiamo sempre imparata oralmente. Essendo stata tramandata oralmente, naturalmente molti termini si sono adattati, si sono storpiati, sono totalmente cambiati, hanno cambiato la loro fonetica, dando vita a nuovi termini totalmente diversi. Sarebbe difficilissimo proprio risalire a quella che è l'etimologia appunto del termine. Un altro esempio, ecco, per esempio da piccolo mia nonna mi diceva: sta attento che c'è, se no arriva mamma Dao. Bene, in siciliano Dao vuol dire drago, quindi mamma Dao
noi bambini, per noi era un drago che veniva a far paura ai bambini, a mangiare i bambini. Ebbene, Mamma Dao non era altro che Mohammed al-Dragut, che era sì un mostro, ma era un pirata che saccheggiava e commetteva atti di pirateria nei nostri mari. Quindi vedi, queste cose proprio mi affascinano, ma penso affascinano tutti quelli che amano la cultura siciliana, la nostra cultura del sud, che poi abbraccia appunto anche la Calabria, la Puglia, tant'è, diceva prima il professore che mi ha preceduto, fino al Salento. Cioè, per noi siciliani i salentini sono siculofoni, lo sappiamo benissimo, naturalmente con le varie varianti, con le proprie peculiarità, ma anche in Sicilia avviene così. Tu sai benissimo che alcuni termini cambiano di zona in zona. Prima, per esempio, il professore Cipolla, recitando una delle sue traduzioni, diceva Vardari per dire tagliari, mentre da noi, per noi siciliani dell'Occidente, i due termini sono sì sinonimi, ma hanno significati leggermente diversi. Per noi guardare lo traduciamo, anzi lo diciamo con un termine di derivazione araba, taliari, da talaha, talia, difatti ancora in siciliano diciamo talà, cioè guarda, mentre vardari esiste anche da noi nella Sicilia occidentale, ma ha un'altra accezione. Da noi vardari vuol dire custodire, cioè vardami sto pacchetto di sigarette, vuol dire custodiscimi per favore, cioè guardalo, attenzione, non custodire. Quindi anche all'interno della Sicilia ci sono queste differenze fra termini che sono sinonimi, ma che hanno delle piccole sfaccettature un pochettino differenti. Questo era per quanto riguarda un po' la sicilianità, l'identità siciliana. Per quanto riguarda la poesia, invece, Fonso, ti devo dire che purtroppo quella siciliana, ma quella dialettale in generale, è sempre stata bistrattata. Cioè, si può parlare di poesia di serie A e poesia di serie B, ma cioè, sono i critici che fanno questa distinzione, ma in realtà non esiste Fonso, perché no, critici, io scherzosamente uso una citazione e dico i critici sono un po', non tutti per fortuna, ma molti critici sono come gli eunuchi, sanno cos'è l'amore, lo hanno visto fare, ma non l'hanno mai fatto. E quindi io penso che per parlare di poesia la si debba fare, ci si debba combattere con la poesia stessa, cioè debba capire cosa si prova, il travaglio che c'ha un poeta prima di prendere carta e penna. Però dicevo, perché molti critici la considerano, anzi non la considerano affatto, forse perché secondo loro la subalternità del dialetto rende subalterna anche la poesia stessa, ma non è così, perché la poesia non scaturisce in base allo strumento linguistico usato, ma in base alla capacità creativa che il poeta ha, da come usa il suo idioma. Quindi non può esserci poesia di serie A e poesia di serie B, anche perché, ora io non vorrei dire una castroneria, ma se ci pensiamo anche Dante era un poeta dialettale, no? Visto che parlava, scriveva in volgare, quindi Dante, lo stesso Dante Alighieri fu un poeta dialettale. Ora, definire la poesia di Dante una poesia di serie B mi sembra eccessivo, naturalmente, però devo dire che anche i poeti stessi, noi stessi abbiamo un po' di responsabilità, perché molti poeti, vedi, a me succede spesso una cosa che odio, la odio, sarà una mia caratteristica personale, per carità, ma io odio quando qualcuno mi dice Peppe, recita una poesia. Io mi arrabbio, perché dico, guarda che non sono un jukebox, né lo scemo del villaggio che sta lì a recitare la poesia solo perché a te piace o perché poi magari gli offri il caffè, assolutamente. Però la seconda richiesta è quella, Peppe, una poesia che fa ridere. Ecco, perché si associa spesso alla poesia dialettale, una poesia frivola, leggera, ironica. Il sentimento non penso che possa avere una lingua, cioè tu non puoi pensare che in dialetto puoi esprimere solo sentimenti allegri, ironici, leggeri, e in italiano
sentimenti aulici, non esiste proprio completamente, secondo me. Però, ahimè, c'è questa concezione, Fonso, c'è questa concezione, questa discriminazione nei confronti della poesia dialettale, anche dei poeti dialettali. Abbiamo questa etichetta come se scrivessimo in una forma di poesia di serie B, ahimè, mi dispiace dirlo. Noto pure un'altra cosa: chi ha dimestichezza come noi col siciliano, principalmente scritto, almeno io me ne accorgo benissimo, molti solo magari per partecipare a un concorso, per vincere un concorso di poesia, che poi lasciamo stare, questo è un altro argomento fuori tema, o solo perché magari non hanno quelle competenze in siciliano, scrivono la poesia in italiano e poi la traducono. Bene, lì ti accorgi che è vero che saranno pure cugine, sorelle, zio e nipote, fai tu, ma è pur vero che sono due lingue distinte e separate. Cioè non puoi tradurre senza aver nessuna competenza dall'italiano al siciliano, anche perché ci se ne accorge immediatamente, a cominciare da piccole sciocchezze. Per esempio, a volte mi accorgo che trovo la preposizione semplice da, che in siciliano è solo di, non esiste. Altre piccole sciocchezzuole che evidenziano proprio la traduzione letterale, ma non da una lingua all'altra. Bene, quindi per fare una traduzione da una lingua all'altra, tu non solo devi conoscerle entrambe, ma è normale, ma devi essere anche poeta, perché se non sei poeta, secondo me, e naturalmente la mia opinione, non puoi tradurre una poesia, perché la poesia non va tradotta letteralmente. Tu a volte, anzi, quella parola che esprime un concetto, vedi, per esempio, noi abbiamo dei termini che da soli esprimono un intero concetto, no? E quindi a volte nella traduzione, se tu non conosci quello che è il significato di quella parola, di quel concetto, non lo puoi tradurre. Quindi devi essere un esperto di entrambe le lingue e un poeta. Fonso, io non voglio rubare ancora tempo agli altri, anche perché ho fatto, diciamo, un riassunto veloce. Già sono passate 2 orette e per esperienza dopo 1 ora e mezza la gente inizia a stancarsi. Quindi già io immagino gli amici che ci seguono da casa con i popcorn in mano, quello magari che fa finta di seguire ma ascolta altro, e Nino Barone che scalpita, che non vedo l'ora che io finisca perché deve intervenire giustamente. Ciao Nino, io mi permetto sempre di scherzare con il mio amico Nino perché non solo è uno dei miei maestri, ma è un mio compagno di viaggio nello studio della poesia, della lingua siciliana e di questa passione che condividiamo tutte e due. Quindi io ringrazio ancora tutti, spero di non avervi annoiato. Fonso, grazie ancora a te, grazie all'Associazione Carisma. Spero di avere altre opportunità in altre occasioni. Grazie ancora, alla prossima. E grazie a te Giuseppe, non ci hai annoiato assolutamente, d'altronde sono ormai note le tue capacità di coinvolgere l'ascoltatore. Bene, come vi avevo preannunciato, stiamo per terminare, manca l'ultima relazione del poeta Nino Barone, ma prima di passare a sentire Nino con la sua relazione, invito Nino e lo stesso Peppe Gerbino a farci ascoltare un contrasto. Gliel'ho chiesto io, è stata una mia idea, perché il genere poetico del contrasto fu usato anche ai tempi della scuola poetica siciliana di Federico II. Non sappiamo se effettivamente Cielo d'Alcamo o Ciullo d'Alcamo, ma io credo Cielo d'Alcamo, effettivamente fece parte della scuola poetica, si dibatte su questo, ma certamente era un contemporaneo. E ci ricordiamo tutti il contrasto rosa fresca aulentissima che Gaetano Cipolla, devo dirti, anch'io ho fatto un tentativo come hai fatto tu, il tuo eccellente, il mio non lo so, modesto, di tradurre rosa fresca aulentissima in lingua siciliana del XIII secolo, per meglio dire del XIV secolo, visto che del XIII secolo abbiamo soltanto, come tu giustamente hai ricordato,
il Pirmeo Cori Alligrari di Stefano Protonotaro. Ma andiamo subito con il contrasto tra i poeti, gli amici poeti Nino Barone e Giuseppe Gerbino. Pozzo, scusami, è giusto chiarire che comunque non è poesia, è solo uno scambio epistolare così, non è una vera e propria tensione, anche se poi con Nino ne abbiamo fatte differenti. Però visto che si parlava di Dante, visto che si parla di sonetti, abbiamo scelto questi in cui in realtà ci incensiamo l'un con l'altro piuttosto che punzecchiarci. Ma non è poesia, si scherza e basta. Sicuramente sarà gradevole lo stesso. Prego. Allora inizio io. Ma quei Gerbino, disse Lapo a Dante mentre ascoltava Ossano ciuciulio. Ma come? Non lo sai che è quasi un dio che scrive e canta come un gigante? E insomma un pezzo grosso allo ferrio, assai diverso delle tanti e tante, uno di quelli che non scippi e chiante senza amberugli, senza tremolio. E tremalo pensieri da villo ignornucca davanti a mia, mentre mi dici che già faccio tosta, tu Dante mio, sbagliaste lo mistero, e questa specie strana di poesia, ne dasti a tutte quante una batosta. E Lapo contrabbatte sull'istante. Io ne conosco uno che è un portento, che di Gerbino ce ne vanno 100. Da sì che c'è mesiggio là avanti. Le sue poesie sono tutte sentimento. E per partire a Idro, caro Dante, ci vanno 3 tia, 2 cavalcanti, di miei vicino forse un bastimento. Ma allora Lapo siamo consumati. Se vedo so dice, lo primato della poesia non va appartiene più. Come si chiama stato sommovato? Nino Barone, è siciliano, è stato numero 1, come foste tu. Continua Dante e dice, Lapo allora calamuni la testa e senza boria pigliamone le scocchie della storia, scurdamoni sta triste congiuntura. Se stiamo fermi e muti, sai, la gloria non se ne va lovendo alla malura, lasciamoli cantare all'avventura, vedemo poi coi unci alla vittoria. Che dici Dante, stare fermi e muti? Si fodde, si terrenne e te conorte, sono poeti tosti, su puntuti, famosi già in Sicilia andante porte, e noi stiamo solo conosciuti dopo che ne pigliamo la santa morte. Barone, tu lo sai che Lapo e Dante ne sparano alle spalle? Tu l'antiso? Forse perché da un capo un paradiso, cose da fare non ce ne sono tante. Mi dissero che l'alleghiera è messo che prea ogni giorno crocifisso e sante contro tenace. È giunto stravagante. Dice che non sopporta più lo piso di queste poete siciliane. Eppure a tu l'abbiamo sempre rispettato. Pegnace rappresenta la poesia. Tanta alleghiera che se gelosia di dopo ticchio comagnaci. Al lato a Idro, siamo uniche di sicuro. Terminato. Abbiamo finito. Benissimo, e io do la parola sub, complimenti ovviamente, è gradevolissima, tra l'altro la scelta azzeccata, no? In un convegno in cui nel titolo c'è Dante, mi sembra che avete scelto la tensione giusta. Certo, un po', siamo stati presuntuosi a pensare che Lapo, Dante, parlassero di noi, però noi ci divertiamo anche così, E fate divertire anche chi vi ascolta. E allora concludiamo con la relazione del poeta Nino Barone. Nino, vedi di metterti più vicino al microfono perché si sentiva un poco distante. A te la parola. Ok. Mi sentite tutti bene? Sì, perfetto. Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Mi associo ai ringraziamenti di Peppe Gerbino. Io ovviamente, visto che ormai siamo all'ora di cena, comincio il mio discorso parlando di cibo, così magari ci sediamo a tavola a cena un pochino con l'appetito più, diciamo, consistente. Allora, la mia relazione si intitola Parole, suoni e significati nella vita sociale di un siciliano. Spero
che quello che dirò, diciamo, in questa relazione, e diciamo gli amici calabresi e salentini possano un attimino riconoscersi, ma io credo di sì, perché oltre alla lingua in cui abbiamo tantissimi punti di contatto, abbiamo in contatto anche una cultura, diciamo, molto molto simile, una storia molto molto simile. Il siciliano e il cibo costituiscono un tutt'uno indissolubile. Ogni azione, a partire dal risveglio mattutino, sembra essere legata fortemente al mangiare. In Sicilia il mangiare assume connotati diversi rispetto al resto del mondo. Infatti si preferisce spesso il termine pistiare, con una sfumatura più volgare, in cui si intende mangiare voracemente, ossia abbuffarsi. Il siciliano, ancora prima di fare colazione, proietta già il suo pensiero al pranzo. In questi frangenti è consuetudine chiedere alla consorte: che si mangia stiorno? La replica non si fa attendere, ma non è risolutrice. A una domanda ne segue un'altra: tu che vuoi mangiare stiorno? La pietanza che si consumerà sarà il frutto di un compromesso tra le parti, un contratto verbale che, in quanto tale, potrà essere soggetto a variazioni. Le eventuali variazioni favoriscono quasi sempre la consorte, che domina la scena culinaria, dove il mangiare rappresenta un vero e proprio rito sacro. Togliete tutto a un siciliano tranne la stigliola, il panino cameusa, lo sfincione, l'arancine, le panelle, un pane cunzato, cibi per lo più di strada che occupano i primi posti in classifica nelle preferenze sicule. Anche il consumo di pasta raggiunge quote elevate presso le famiglie siciliane, cucinata quasi sempre a pranzo, mentre per la cena si predilige un bel secondo ricco di proteine, ossia di sostanza, oltre che l'immancabile cumpanaggio, in grado di completare insieme al pane il ciclo culinario giornaliero. Il mangiare si evidenzia persino nei soprannomi siciliani, diversi dei quali racchiudono in sé una curiosa patina ironica, oltre che a essere notizie in più sugli individui a cui sono rivolti. Arancina coi peri, dicesi di persona grassa. Tori panella o saro stigliola, dicesi di persona particolarmente magra. Peppe cicoria, cola mangiatario, dicesi di persona ghiotta. Vanni cannolo, eccetera. Ci sono anche dei cognomi che riconducono in modo eloquente al cibo, probabilmente derivati da ingiurie: gustapane, cozzafava, pappalardo, gianformaggio, mangiafico, mangiarracina, mangiapane. Il pensiero del mangiare è presente in quasi tutte le azioni del siculo, che puntuale lo ripropone anche davanti a un neonato pacioccone. L'affermazione è ormai tipica: che bello mu mangiasse. Davanti a individuo particolarmente in carne, il linguaggio assume una coloritura del tutto spontanea: miglia, ta mangia spisa. Al contrario, davanti a persona particolarmente magra, la frase utilizzata è persino carica d'affetto: e mangiatilla una fedde carne su vecchio. Insomma, colesterolo, trigliceridi, obesità non sembrano problemi di cui preoccuparsi. In Sicilia per questo non è mai morto nessuno, di petitto sì. Le medicine che non devono mai mancare a casa di un siciliano sono infatti Umalox, perché il siciliano non mangia, ma s'abbuffa, in alternativa alla biochietasi. L'obesità in Sicilia non è un problema, anzi è un modo per ostentare fierezza. Per il siculo le campagne contro l'obesità promosse dai media sono disinformazione. La panza, cilaio e milategno. Non è da tutti essere ingiuriati arancina coi peri, prodotto sacro del Sicilian food. Le parole d'ordine sono sempre le stesse:
futtirsi la spesa. È imbarazzante per lo stesso siculo sedersi a un ristorante di quelli cosiddetti fini, dove il mangiare è servito a pilio, ossia col contagocce. I locali che il siciliano predilige sono quelli più popolari, dove vi è l'usanza di passare dal tavolo a servire la stessa pietanza 2 o 3 volte. Solo in queste circostanze la frase "ca si mangiava buono" è d'obbligo, e per il siculo significa mangiare assai. Il siciliano affascinante e contraddittorio, un ricco patrimonio linguistico capace di sbalordire per la sua bellezza e incuriosire per le sue incoerenze. Esaminiamo qualche caso che appare molto significativo. Muoviti! Esortazione a sbrigarsi, a non perdere tempo. Nell'agrigentino muoviti assume il significato opposto. Chi lo pronuncia esorta a stare fermi, a indugiare. Un caso simile riguarda il verbo abbirsare, che vuol dire aggiustare, sistemare, riparare, mettere in ordine. Nel siracusano la frase "s'abbirsao la macchina" vuol dire invece che l'automobile si è guastata. Un fatto analogo succede anche nella zona della Sicilia occidentale, quando si esclama un sintagma molto familiare: "abbirsate semo", ma nel senso di essere messi male. Poi vi sono delle circostanze in cui ciò che si enuncia è frutto di una tradizione linguistica appresa e trasmessa nella sua indefinibilità. La comunicazione del siculo è baggiana e passa dall'esaltazione di sé e dei luoghi in cui vive alla denigrazione di ciò che lo circonda. Divinizza e diffama con una semplicità disarmante. Per capire a fondo bisognerebbe introdursi all'interno della Sicilian Life, in cui gravita il siciliano doc. Sono essenzialmente le piccole cose quotidiane a fare di esso un esemplare unico. Ecco che un semplice mal di denti per il siculo diventa fitta in mucca. Il siciliano non segue la nomenclatura dentaria dell'italiano, ossia incisivi, canini, premolari e molari, ma ne fa anche in questo caso una contrazione, riducendo a 3 le categorie: dente, scagliuna e agni. Se l'italiano tira fuori i soldi, il siculo li ne esce. Già immagino la sua faccia pietosa nel vedere quel borsellino aperto mentre sfila delle banconote colorate che avrebbero dovuto rimanerci più a lungo, e invece vi innuriavolo e se li pigliavo. Per il siculo l'attesa è tremenda. Se qualcuno ritarda anche di soli 2 minuti a un appuntamento, egli dichiara con disinvoltura d'avere aspettato 3 ore. Il siculo, dopo un torto ricevuto, riesce perfino a essere così crudele da imprecare disgrazie di vario genere. T'avissi a venere a cacaredda nei casi migliori, maietta sangue tu cori nei casi più gravi. Ci sono delle circostanze in cui è talmente grave il torto ricevuto che le eventuali reazioni al danno subito le consegna per mezzo raccomandata: varicci qui nudo a tuo padre. Il termine minchia è il più utilizzato, posto quasi sempre all'inizio di un colloquio, una colorita introduzione che può soltanto influenzare positivamente il dialogo occasionale. Minchia, la vedisti che bella da picciotta? Minchia, la vite. Parole, suoni e significati che arrivano dritti al cuore come la dolce melodia di una serenata che accarezza i sensi e ne ravviva i toni. Ogni termine
pronunciato dal siculo è come una pennellata d'artista. Parlare in siciliano non è vergogna, ma una necessaria consuetudine per colorare la propria vita. Minchia, finivi. Grazie. Grazie Nino, grazie per questo tuo intervento, e con questo tuo intervento concludiamo questo convegno La lingua del Sud tra Federico II e Dante Alighieri, e volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato fino ad ora. Devo dire che nonostante siamo online da 2 ore e 20 minuti, non abbiamo avuto una diminuzione di ascolti. Magari non saranno le stesse persone che ci ascoltano adesso quelle che ci ascoltavano all'inizio, non sappiamo, ma certamente non abbiamo avuto una diminuzione di ascolti. Questo è un buon segnale, può darsi che questo convegno abbia suscitato un certo interesse, ma soprattutto ringraziamo i intervenuti, quindi io dico grazie al professor Egidio Zaccheo, dico grazie al professore Gaetano Cipolla, che è stato con noi da New York in collegamento, grazie al professor Alfonso Campisi, che ci ha fatto pervenire un intervento registrato da Tunisi, e grazie a Nino Barone, ai poeti Nino Barone e Giuseppe Gerbino. Grazie a voi, grazie a voi. E quello che ho detto lo dico anche a nome di Pascal Pezzuto e della professoressa Lara Carrozza, che è dovuta andare via, quindi non è per ora in questo momento collegata. Ringrazio la Carisma Cineproduzioni, che ha avuto questa brillante idea di realizzare questo progetto, in cui era previsto anche questo convegno online, questo convegno internazionale, e vi ringrazio per aver voluto coinvolgere l'Accademia della Lingua Siciliana. Pascal, vuoi dire qualcosa prima di chiudere? Io non vorrei ripetermi dicendo grazie, ma sono semplicemente entusiasta di questa cosa qui e di come è stata organizzata, perché ci sono stati dei momenti leggeri, dei momenti penetranti e dei momenti di cultura pura. Più soddisfatto di così non potrei essere. Grazie veramente a tutti. E grazie a te Pascal, saluto tutti quanti e ricordo che per chi magari si fosse collegato in ritardo è possibile vedere tutto l'intero convegno. Appena chiuderemo sarà disponibile nella pagina dell'Accademia della Lingua Siciliana il post con l'intera trasmissione del convegno, e anche sul canale YouTube dell'Accademia della Lingua Siciliana. Grazie ancora a tutti voi e una buona serata. Buona serata a tutti, ciao e grazie. Buona serata a tutti. Buona serata.